Come si chiama signora per curiosità, tanto per... Io sono Menegasso Marchetti. Ah, da Iese Menegazzo? Sì, Sei ma parente? lui non è lontano, lui abita lì abitando in fondo a Curogna invece. Io abitavo nel paese di Curogna, Sì, in fondo a Curogna per la sposare. fondo Curogna. E adesso Sì. questo posto qua, E come lì si sta chiama? via Fitrina, Via Petrina e come... via Fitrina numero 16 sono Ma che anche paese dei sei qua? piccini qua. Che paese sei? Unigo. Unigo, sotto... Fin dopo del Bona qua su del distributore è tutta... E che classe sei per curiosità? Del 22. Ormai E a noi- 60 anni? è che io ho passato i miei 60 e anche lui anche tre. Beh, ma purtroppo quello passa a tutti, ma li porta molto bene, vero? Bene. Quindi, questo... Ah, beh, la faccia non vederia proprio assolutamente quegli anni. Poi mio marito nel 35 che si era sposato. No, è bene, sì, perché ho una tusa che lei è del 46, sì, sì, 46, è tutta del 47 e uno del 57, Da tre fiori ora. 3. E ora a me spieghi desta asta, perché appunto il signor Menegasso non mi ha saputo dire con molta precisione. In che stagione de preciso veniva fatta? In primavera, Cioè in marzo, sarà aprile? marzo-aprile, non so dire il preciso, non mi ricordo, so che lei era, se metteva aprile, perché metti aprile, Non era vicino di Pasqua, prima di Pasqua, è possibile, là allora su prima del la seminale primavera. turco, non ha un periodo preciso, non si E ricorda? mi pare che era primavera, so che si andia in comune, perché prima si andia, dove si andiva a fare le cose, le aste, in cose. E ultimamente si andia in comune, lui E prima si andava dove? è il magistrato delle acque. Ah, prima andava al magistrato delle acque Sì, dove? a Treviso era. Che toccava andare a Treviso? No, veniva fuori uno. Veniva fuori uno Veniva fuori uno e allora diceva qua viene questo pezzo di terra. E dopo ultimamente era il comune che faceva sti Fino a quadri. quanti anni fa, si ricorda? E beh, io ancora adesso che va a fare queste cose, che fa Esatto. ancora per conto solo queste stroppe che sono altri. Senza domandare a nessuno in pratica. No, è sui sopra, non vuol dire bene, signore Saranca che va. Ma non è ben maniale a zona. Sì, adesso anche pagò per mezzo della a Montebelluna ufficio di registro adesso. Non capivo, perché aveva un tocco di terra? Perché aveva un tocco di terra ora va? Guardi se aveva anche il vigneto, Eh, se aveva piantare, se aveva che si faceva il vino e tutto qua. che vinga avevi? È bianco, è anche buono, è anche americana, ma buona, sa la vigna è buona dove si può parlare perché lei sulla la sabbia, allora lei era un coso che veniva bene, insomma. Ma quanta terra che avevi ora di grava, va? Guardi se ne aveva oltre campi di terra. Qui era un Quella conto. era dove che veniva proprio le sacche, là che dice lui, sacche, quel che vuol dire. Allora là, quello era agosto, e quando che Ma lei- ora mi scusi un attimo, ora se avevi già ste sacche, sti campi Sì, di terra, sì, ma perché dopo- andavi a dividere le prese ora? No, Non capivo. ora ogni tanto veniva al coro all'asta, ma non si pagava sempre ogni tanti anni, insomma. Per altri ora che avevi in Sì, affitto, che quella- era in affitto, sì. non voleva che andassi No, all'asta. no, Corea. Quando si tenia sto tocco di terra tanti anni, infatti lavoro ancora adesso, per quello che non mi porta via il piave, che ne ancora adesso un tocchetto. Mi porta via uno del Longaron là che vedo il piave fuori. Se era pronti per andare a vendere la uva, insomma. E sono trovati che l'acqua legnista così alta dai vite, mi si è portato via vite e uva tutto quanto che ne era su. E sono stati che dei 3 campi di terra che si aveva, sono stati con un campo neanche. Aveva proprio portato via Sì, terra. sì, proprio tutto. mangiare completamente, si aveva telponi, insomma, tutte le piante che ne era roba di legname Che grossa. piante era? Telponi, cosa era? Telponi, salesi, insomma, roba che si aveva su era tutta andata. No, su. ma mi dica il nome, salisti, salì, saliti, Saria, quella delle stroppe là, quando che viene grande, viene. ma non le stesse però. Sì, anche per quelli si lascia l'aria su. Sì. Farli su però. Dopo che noi quei pioppi, quelli là Talponi? bianchi, blanca, come si chiama? Betulle, non so. Betulle, Eh, che bianchi, poi altre, insomma, altre E anche sorte. neri. È un aereo, tante, ma tante. E abbiamo portato via tutto. Tutto Nell'ottobre completo. del 63 quando è Sì, venuto a sì, Ionta. sì, che ho- E l'altri stavi proprio andando a vendere quel Sì, giorno? sì, ma- L'avevi già scommissiato? Con le bestie si aveva becchi messi sotto il po' sentito un rumore che era e va bene, il piave era fin qua sotto il casello, qua dalla ferrovia, insomma, ormai era.
si sapeva tutta dal cantone all'altro del piano. Tutta, fino a ferrovia? Sì, O anche solo a ferrovia? No, proprio dalle cronache che viene qua sono ferrovia. E E sapevano sì che veniva da pesi che chi aveva portato via fino alla sacca di sora qua, Dei trotte. viene i trotte, che aveva fino rotta il muretto e portava via i pesi e tutto quanto. E ora praticamente a uno avevi potuto tirarla su una volta? Dopo quel che restava poca roba insomma. Arrivato a lavarla, era sporca. Era piena di paltande, credo, l'acqua si vede di sabbia, sporco a tutte le menalizie che venivano del piave che veniva dopo. E come aveva fatto ora con quello? E Il vaglionte ora, in poche parole, ora il avevi vaglionte. attaccato tutte le vacche e tutto, sì, quel carro, sì, aveva tutto pronto per l'era attaccato con una vacca, con le vacche o con le con bestie, sì, le bestie? avanti col carro, con la botte in cima. Era da mattina ora? Sì, la mattina presto si aveva qui che veniva a aiutarmi a tirarlo lui e insomma... Avevi due campi? Sì, aveva un bel vigneto, insomma, sono state 8-10 piantate, bei tocchi come era qua e via la strada, era... Sì, ma sono stati netti. E non avevi rimborsi Portavia da i paio di file ferre e tutto anche che ne era tutto. rimborso spese niente? Da chi? Non lo so, visto che poi hai qualche tassa, magari La poca. tassa sì, perché io ho sempre pagato, però ancora che adesso ben che mi ha portato via il piave ancora l'acqua. Cosa paghi? Per curiosità? No, adesso Poco per pago capitare a 11.000 lire all'anno? Poi all'anno. per campo o in tutto? Lavoro neanche un campo di terra adesso. E prima pagavi di più o di meno? Prima si pagava sì perché si aveva 3 campi di terra, ma allora metto che una volta c'erano altri affitti che si aveva. Sì, Ma si pagava anche assieme a franchi, dopo di andare a I vegani bassà praticamente un po', sì, questo sì, mi sì, si era sì, accorto perché sono andata a reclamare che piave. Ma ora la condizione era questa, che Valtteri eri fissi praticamente sul piave, no? Sì. Quindi non partecipavi alle aste Valtteri fissi? No, anzi l'avevo tolto da quello del casello alla base che lui era un ferroviere, che dopo lui è andato su a bus che ha cambiato Ecco, ora praticamente alle aste chi partecipava ora? E era come via il piave, proprio il piave che prima che venisse sto coso, era là che erano i posti che chi che voleva torsero come dice. E anche Valtteri ora, anche se lei che anche se avevi, voleva tornare in tosse poteva tornare compagni. anche se avevi già il posto fisso. Sì. Perché non arrivava fin sul piave il vostro posto fisso? No. No, anche se era proprio sulla sponda. Su sponda. Arrivava fin dentro ora il piave, Valtteri? Bene, una volta l'era un tocco in un bel tocco, perché l'era pisciato quando piave, una volta il piave, adesso le resta, sì, vuol dire l'anno spazio che... Si è aumentato, insomma, il gran colpo è stato che a volte è il 63. Che a volte sì. Ecco. E ora, che erano questi tocchi liberi del grava? Di grava, e dopo che ne era tante anche le opere pie, qui le roba qui che ha anche i sì, cose affittuari, qui dell'ospedale, che ha anche l'asilo infantile, che ha tante robe, insomma, le opere pie. Quindi aveva tanto terreno qua. Le opere pie. Sì. E anche lo rimettevi all'asta ora? No, qui aveva i soffittuari, aveva i soliti così. E era i tocchi che restavano Sì, liberi. e ora via le credi di chi era proprietario, sì, chi pagava l'affitto dei baroni, il resto era sotto il demanio, sotto... Quante sarai state in tutto, queste prese che poteva fare? Era tante, no, tante. Da Perché Fener a fino a Vedor praticamente? Sì. Quanti, diciamo, il tocco di chilometri, quanti chilometri? Tanti, sì. E si trovava tutti per l'asta e la faceva in un unico giorno in comune a un Scendeva là e... era di domenica o di giorno feriale? Non mi ricordo perché è sempre mio marito che doveva fare. Suo marito non va più adesso? No, vedo anni per lo trovo morto la zio porta. Porca miseria. Un colpo. Un colpo secco che stava, che sabato sera, era qua mi solito da appena partire e finita dentro che era andata a farmi il bagno perché se la zio può stare nascendo alla casa e sono aperta la porta era solo il dia, lei era la zia porta perché morta. Allora io così. Cioè che volto radio e tira avanti stesso? Sì, beh, cosa da farlo, ho trovato con me che... Anche quindi è successo su stesso, sul campo, anche un attimo un po' di terra là, a Treviso. E quindi anche mia mamma, che se ne sente più una, ma vale che accattando qua mi sola di sabato, dopo, sì, sabato sera perché la cena alle 8 insieme a Tola, alle 8 la cena insieme a Tola e alle 9:10 lui era becco morto.
con questo No, purtroppo non che parole e bisogna andare avanti stesso, far secolari. Cioè, passava brutta perché ormai bisogna rassegnarsi, è inutile, cosa vuole fare? Allora così è bello. Restiamo ai nostri perché sennò al nostro qua, argomento qua, perché sennò non va più avanti. E ora, era una mattina di solito di primavera, no? Sì. Tutti quanti le trovavi, in quanti ieri che le trovavi? E qua intorno che era abbastanza, perché via da Curogna, che era da Unigo, da Rive, sa dove che le Rive, no? No, ma è un paese che si chiama Rive, ora? Si chiama proprio Una località. Quando che Rive. lì a Cisa di Unigo, che è una strada che va, che mica è una osteria, si ti fa la mangiata. E si chiama Rive, là era tanti che tu le hai prese per che parte, no? Ho capito. Ecco, e dopo una volta. E quanto pagavi queste prese qua? Quanto ieri l'offerta? Quanto venivi? Non mi ricordo subito, sono tanti anni ormai che. No. Questo era la roba che mi interessava, ma che bisognava borsare dei soldi? Sì, bisogna pagarli, non era mia rispetto in cospetto umano. Bisognava darli subito. Anche quindi là bisogna che avessi i soldi in mano. Ma ieri tanti o pochi, se ricordi? Insomma, lì, insomma, lo anche bisogna stare dentro perché si seguia strampe che si aveva bestie, no? Se seguia, diciamo che il film là che si secca dopo si strame. Come te me? Battery? Stram? Sì, no, per il nostro. E dopo si fa le legne perché si taglia le legne per l'inverno e l'estate si fa queste stroppe. Vuol dire che si tira fuori da primavera, quanto duravi dopo sta presa? Quanto tempo potevi tenerla? No, quando che si l'aveva tolta, se si pagava ogni anno si poteva tenere. Anche sempre, insomma. Se un altro vuole andare sotto a pagare di più, mi portava via per modo da dire, ma se no non si attiene sempre. Ma quando potevi portarla via? Il prossimo anno? No, se mi questo anno, mettiamo adesso in primavera non paghi, che un altro un dia al posto di giudizia che ancora non ha pagato, poteva torsela per modo da dire. Anche adesso si fa così. Ho capito. Anche ufficio di giustizia. Ma ora non vi trovavi tutti insieme ora? All'asta? Sì, tanti perché come che adesso che vai a pagare a Montebelluna, mi manda un biglietto e allora bisogna andare, paghi seccata in tanti assieme insomma. Ho capito. No, era che fosse un giorno specifico insomma. No, lui comanda il biglietto, io chi che va poi andare ancora mi vai di mercoledì perché ho la corriera qui che vai e torna così. E ora mi dice del lavoro, se ricordi come che, in cosa che consisteva ora il lavoro su ste prese? Tagliavi legni, hai detto? Sì, le legni per l'inverno perché ne erano nere, fiori bei grossi, le legne, si fa strampa per le bestie e poi si aveva sto vigneto che si aveva l'uva e le stroppe che si fa all'estate. Ho capito. Sì, sempre qualcosa vuol dire. E le stroppe e tiravi fuori in estate, ora? Sì, in agosto. In agosto? Sì, in agosto perché prima in primavera devi buttare per non fare la soppeia buttata che viene bei lungo. Il padre ti mette stroppe non sa che? Non è che vi sono stroppe. Troppe? Sì. Che non è che vi sa che non è che vi, non so, in tanti modi. Fate stroppe. Non Ora, vi sono stroppe. a stagione giusta era in agosto, In dopo aver trebbiato frumento, dopo aver fatto i lavori. Sì, dopo che la stagione l'anno che non è che tanto lavoro, allora si fa investire là. Allora, tutti quanti quella zona, tutti quelli che il marito partiva andava in Alfea, sempre stroppe. A che ora partivi? A tasse presto. Su che ora? Su che si bodi così, dopo. Appena che sia chiaro, insomma. Dei amici, magari con posate, andai a Torre col carro e si caricava su un bel coso, dopo si metteva a giovarle, a tirarle con quel coso. Come chiamavi? Le mettevi a? A giovarle, con la Oh? Sì, no, sì. No, lì la giovane hanno anche bisogno. Lei era come un paio in piedi così, che l'avevano aperta e si metteva dentro la stroppa e si attivava, si levava la scorsa. Come questa qua, la mettevi dentro come? Ecco, fai con che questa qua è di una sola, questa si taglia qua, questa qua si metteva dentro e si tirava, qua la si vedeva, la si sgiossava, così che dici. In via, dice. La si sgiussia fuori
E ora se che aveva la scorsa le linee bianca, allora con qui fede le Cioè, cose. faceva come un crepeto, era come se No, la scorsa la si stacca. Allora, che adesso sta stagione qua no, ma in agosto la scorsa la si se stacca. stava passando in mezzo a questo Sì, ora. sì, Ieri sì. una strettoia, Era una strettoia, passò ora si attiene stando stretta perché l'era più larga. come ieri ho fatto, per dirmi, fai che me, Era come mettono la forbice là, così. Là, non si passava con la strada qua in mezzo e qua che n'era il collo si stendeva qua e, allora con una mano si stringeva e con e calma si tirava la strada. era come una forbice proprio. Sì, guarda, era come un collo così. Sì, vuol dire una strada più in su. E qua l'aveva proprio due cose che l'era più largo e là si stendeva qua e allora la strada la si giussia fuori. Scossa qua la si stacchia tutta. E si chiamava Giovarola questa. Al Giovarola. E era di legno. Del legno, in Quanto era ha? di ferro, ultimamente in fianco di ferro. E le compravi al mercato magari, era Non qualche si fa fatto dai ferraioli, da dove? Che paese? qua si cosa. Chi era ad esempio che lo faceva? Giorgio Maria Del non mi viene in mente. Ma sì, no, ma maggior parte facevi legno, insomma. Sì, Che legno facevi? Legno, una scavolera, un collo di legno e si Pioner? taglia Perché- e dopo perché lui ti- ha un figlio di ferro per tagliargli un mito perché quando è che si crepa per poter passare a tirare sta strofa. Quanto alto veniva sta Giovarola? No, così da solo sentare in terra su una carretina Era una carreghita, così. Era una carreghita? Ecco così da metto, allora feia così in teoria e la situazione fuori la Ieri attaccava a Giovarola, ieri attaccava a carreghita? Sì, poi meno, qua bisogna mettersi. Ma cioè ieri facevi un tutto uno con la carrega? No? Non me ne avevi neanche una Giovarola ancora. Giorgio Maria mi ne sono che sia. Che negara? No. Sicura? No. Solo che sia nati perché è un fabbricare e solo che fine che le ha. Non conosce nessuno che potrebbe avere che ne che sappia. Mi sono che ne avrà. Se per caso mi gasso il mio numero di telefono e mi posso dare No, si va a Sabadotto che lui rifanga seste perché gli Da fa dove? ogni anno Alla chi? a Curogna di Sabadotto, Sabato. Giovanni. In fondo a Curogna, parlare a Fornale, sa che a Fornale è Curogna, ma è stata a Curogna, no? E lui le corre ogni anno, le giova ogni anno perché lui fa le seste proprio. In che stagione fa? Sempre agosto. Era vostro, agosto, Sì, agosto. sì. Sabato? Giovanni. In via Curogna, Curonia. parlare a Fornase, le pastate che va a Fornase. Di Curonia. Sì. Ecco, ora vedi che mi ha dato l'impressione. Allora risolve il Quando problema. a Curogna, tanto può andare, quando è che le qua il ponte, no, sta strada nuova, su quella che viene su da Unigo, e tanto da quale sora che è la strada che porta dentro Curogna. Sto agosto va così vedo anche a fare la Sì, fotografia. sì, appunto. sì, ne è più uno che adesso che vede chi passa, chi cosa. Sabato. Perché se fa le seste poi vende e si trova. Sì, beh, logico. E ora l'altro insomma facevi cosita in agosto, che era qualche tecnica particolare, bisognava guardare che fosse luna caente, luna crescente, se No, bisogna averne l'una e basta avere tempo di ecco, ora farlo. partivi la mattina, Sì, a sì, che ora sì. venievi a casa dopo quel carico? Ecco di le strada? 8-9 bodi così. Ah, in 2-3 orette la tirare su. Sì, fa altro che caricare. Con cosa tagliava? Con la britola. Con la britola tagliava, non con E la forbice. storta è là. Ah, con la britola, poi dopo se sera anche. Sì. Britola? Sì, la britola. E con quella non con la forbice brustava. No, perché l'era in terra allora. No, le fa vedere la britola sa. Quando? Ma da stare in terra, con la britola si fa così, non si c'è la strada si taglia. Invece che con la forbice? Invece che con la Tutte forbice. delle britolate grosse così tagliava. Sì. E ora dopo che era 8 venivi a casa? Sì, dopo se si metteva a fare che altro mestiere là. A giovarle. E quanto durava un carico a giovare? Secondo che si metteva con i bocci, mettono che li metteva, allora si fa anche presto. E quel fiato che tira, metteva la strofa, dopo avanti si tira via la scossa. Con le mani? Sì. O ne mettavi con qualcosa? No, con le mani, veniva fuori per bianca, delle fiato che tirava via quel che restava. Era un lavoro che andava bene per tutta la famiglia Tutta la praticamente. famiglia chi che voleva lavorare. Come avere i bozzoli per dire i garetti, sì, ecco, compagni. dava impiegato tutta la Sì, manodopera della famiglia. Sì, dopo passava a comprarle e così. Ecco, dopo chi è che le compava dopo? Qui che faceste? Veniva da là di Piave, San Guido, dopo Bigolin qua. La Bigolini. La Vi era Bigolini. qualche nome in particolare la Bigolini? Qualcuno si ricorda? Non mi ricordo, ma se no la Bigolin ne era tanti che faceste che veniva a comprare le strofe.
E soprattutto ripassava, cosa passavi in carro, col carretto e cose. Sì, con cavallo corre il fia a giro. E cosa domandavi, non so cosa dicevi? Nei cori si sa che ne aveva queste stroppe, lui diceva sacche, lui chiamava sacche. Lui chiama sacche. E quanto andavi? Che prezzo avevi? Avevi un valore, insomma? Sì, ma non mi ricordo. No, ma nel rinnovato ora facevi tutti i massi, queste sacche? Sì, ma sempre così. Quanto grossi? E se lì è una stroppa senza pategnole. quelle buone però, sì. non di queste qua. No, i piatti. Di quelle vive, che si chiamavano stroppe anche qui? Stroppe, no, diciamo stroppe. Tutte e due? Sì. E se lì tutti insomma, poi se fa come tutti gli ali assieme. Dopo legami tutti i massetti con la fassina. Sì, come una fassina. E quanto, a misura era fassina, insomma, altri vendevi piese fassina? No, si pesava. Ah, peso, a quanto andavi? Non mi viene in mente cosa che poi ma per dire, insomma, con un carro, con un carro delle sacche, così, delle stroppe, sì. quanto guadagnavi per comprare, mettiamo carne, cosa compravi, cosa vi veniva fuori? Hai capito? Sì, perché da una volta adesso si fa confusione con i soldi, io dico. Sì, era solo per i soldi, ma... No, che loro avevi queste sacche, eri contenti come vedevi un carro, si capiva qualcosa, e si tirava avanti un po' di roba, un po' di altra. Cosa riuscivi a comprare, ad esempio, comprare da viva, perché no, vendivo così, perché sul Silva, ad esempio, vendevano cavoli e canè sul rio Silvio, il fiume. E ora con 2 kg di canè, l'aveva fatto scuola, che faceva scuola quei paesi. Sì, quella... Con 2 kg comprava 1 chilo di carne, mi ha detto per dire, era una roba abbastanza pregiata, insomma. Non mi viene in mente... Invece questo mi valeva tanto, insomma, quanto si capisse. No, noi costano tanto, sa come mi ricordo, c'è per si madre di Santa Mia Franchi, ma i pareri era tanti, no, Santa Mia Franchi. In tutta la stagione capavi? Sì, c'è per questi soldi, ci sono a bottega un bel pochettino, si vedeva avanti, perché... non era mia, sì, i bocci erano ancora acciai allora. E dopo l'ora di averle giovare, come che aveva detto, si metteva a asciugare? Sì, si asciugava, sì. Lo facevi nel stesso giorno, bisognava farlo nel giorno stesso? Infatti se lì si metteva in piedi così e si asciugava a stimassi. E mettevi a asciugare in piedi e dovevi tirare per terra? No, anche in piedi. Se era legato con la cosa, con questa stropa che il mas, si metteva in piedi che si asciugasse. Al sole o all'ombra? Al sole. Al sole, perché faceva danno al sole. Ma bastiamo dire che roba là, veniva come... a me che andavo, adesso in fondo sul casone, e ancora un mas di là è stato giovare. E comunque diciamo che la giovariò quel lavoro bisognava farlo in giornata perché sennò il giorno dopo diventava bisognava farlo presto. Che si state ancora freschi, se no mi tocca buttare su acqua perché si mantenesse freschi. Poi dopo passava qui a San Giovanni, no a San Giovanni del Bigolini, e ora faceva sti cesti. Sì, faceva cesti. Non sempre è specialista quasi su Pacurogna, me l'ha detto invece che facesti tutto. Io mi sono lavorato, perché sono ancora freschi in gara. Si fa strampa le bestie, le cose, le leghe per l'inverno, e lì sta si fa le stroppe, vedete che cosa le rendeva. Ed è per cui che si pagava. Ma adesso non c'è più richiesto, non c'è più il personale che fa questo lavoro. Non si perde più a fare i mestieri già. E anche poi Piave si può dire che sia stato quasi che a volte quel Baglione che ha dato l'ultimo colpo buono. Non è neanche capito perché la mia proprio fuori tutto. Adesso quel tocco che stai a San Pisciamena, Biava, così il vigneto, se no adesso è proprio tutta consumata. Così anche manco roba adesso. Non è niente, proprio dopo che a volte è tanta giara invece. Da proprio mena via completamente. Perché io cavavo tanti di vita al mena via, insomma. Sto Piave, sto stacco, insomma. Sì. Che erbe aveva un nome particolare, che erbe che faceva strame? È feni. Che butta come quelli dei campi per modo di dire no. Altro che non sentiva segarlo fresco, perché quando che si secchia, allora venivano le foglie di calpone e feia strampa per le bestie e per stradure. Praticamente all'inverno. Sì, adesso come questa all'inverno. Sì, viene ancora perché... E lo tagliavi in che stagione strame?
Adesso durante l'inverno, anche fino a febbraio Lo massimo. tagliare d'inverno praticamente. Sì, sì, si secca, viene secco vero il collo. E come questo qua, guarda, questo qua lì è roba del piave, questo lì è stanco che ne farà per piave, i fastuchi. Come si chiama? Fastucchi. Eh. No, mi interessa proprio il nome mio. Fastucchi, e dopo altri nomi, lo vedi, poi dopo puoi sapere. Ieri tutti fastucchi o anche altri? No, no, è la foglia che viene su, quando viene il dopo viene il fogliame. Ma facevi i fiori così, te facevi i fiori così? No, che là i fiori che E altre erbe sempre oltre i fastucchi, cosa sì, era? No, perché sul silo ad esempio era il paere, era il il cannello. paglion, sì, cosa che dici? Come che ce n'è? Il paglion è che Vadri. come un fenga che viene secca, che fa più fogliame alla Paglione si chiama. paglion, una divisione per bestie. Però aspettavi sempre che si seccasse tutto. Sì, perché mi stanno, sino che voleva chi lo esamina per modo di dire che allora io Se no, faccio. altri aspettavi che si seccasse. Sì, perché non ci aveva tanto bisogno per fare le bestie, per stanare le bestie, insomma. Quanti campi che avevi a parte il Perù, Valtteri? Per curiosità. No, da sera. No, a parte le grave. Quanti campi che avevi come azienda, famiglia? Ah, ho fatto campetera, no. In famiglia quanti era ieri? Ho detto 3 e 5, sia come suocera sera. E che facevi vivere, no? No, perché tu sai che quando vieni avanti, vieni a lavorare. Ma una volta ancora prima, del 34, 35, quando sei la sposa io. Avevo mia suocera che era pensionata di guerra, allora aveva una iosita lì, si poteva tirare avanti e vivere. Con chi 3-4 campi a terra? Sì. Ma era duretta o no? Ciò, l'era durita sì. Perché se la conta era molto rapido adesso non la credo via. No, quello che voglio dire. No, perché questo qua è nato 10 anni dopo, no, invece se ho qui altro più vecchio, non si ricorda tutto, ma sto qua, cioè, era altri anni. Quello se lui era altri anni. Io sei del 50, capito? 57. No, sì, sei giovane. Sì, uno del 47 e uno del 57. E appunto fra il 47 e il 57 che si iniziava a cambiarsi le robe, sì, o già prima del 47, Ma o dopo del 57 si se era mi cambiato. dici una roba che una volta sto qua sempre da ridere, mi si che so ste robe qua. Però io non aiutavo io a giocare, Sì. cosa. Boh, era... E anche che io lo so, ma io ero il 20 una volta che vedeva che sì. Invece l'altro chiamavi sempre giovarle. Giovanni anche di Cioè anche qui io penso che sia vecchio, ma come? Adesso venghe. E venghe però. Se venga sarebbe qui, queste qua, le stroppe che gli venga. In pratica me ne sono visto 3, stroppe, sacche e venghe. Ecco. Un tipo di salice scuro è salet. Come si chiama? Salet. Le grave e le grau. Mai visto le grau? Dice qualche No, sempre una volta che parla così dai altri dialetti. E esse venivano una volta tagliate, accumulate presso un capanno, il casotto, e mettevi in un capanno, no? Costruito con è coperto con le cortecce e le strofe. Coperto questo capanno, coperto con la corteccia e le strofe, l'hai mai visto? Qui era qualche dunque. No, con le trovature che si tirava via la scorsa là, sei per via perché si mantenesse fresche, no? Anzi, È un capanno, è un cason qua. Ma quel giocature era cosa che sì, mettevi? ma se ne vengono anche una volta del casone federale. Coperto con le strofe? Sì, 3 su sì. Quel giocature? Sì. Sì, Sì o no? Sì. E come era fatto i pareti? A pai in piedi. Sì, i colli grossi in Le cose piedi. dei neri, dei talponi? Sì, di quelli che si tagliava via l'apo. Ovvio. E dopo passò ora si ributtava su perché anche se stia più freschi si metteva là a giocare. Ah, facevi anche in grava direttamente? Anche o era- brava delle volte sì. Quindi anche i capelli soli insomma. E si sentiva là di fuori, intanto giocava. Cioè, o casa o tante volte anche Sì, anche là. Arrivederci, vieni subito via così. Strofe, vabbè. E diceva che metteva le giovature sopra e strofe addirittura, era come... Sì, perché si mantiene più fresche. Sempre con roba fresca, se no si ributtava anche. Se non facevi ora a farlo di mano. Sì, bisogna, perché si ciappa un po' il sole che le così dopo le... Oh, va bene. Va bene, ora mi penso che...